Dopo il diluvio, la conta dei danni. Abano è indubbiamente il comune maggiormente colpito dalle torrenziali piogge di mercoledì pomeriggio. Anche il comune di Albignasego, però, è stato battuto duramente dalle precipitazioni. In quartiere San Tommaso sono dovuti intervenire i carabinieri per salvare un uomo intrappolato nel garage di casa, dove l'acqua è rapidamente cresciuta. L'uomo è stato liberato dall'intervento degli uomini dell'Arma e affidato alle cure dei sanitari che l'hanno condotto in ospedale per accertamenti. Anche a Padova gli accumuli di pioggia sono stati notevoli, anche se i danni sono stati contenuti. I sottopassi di via Chioggia e via Zanon sono stati chiusi, mentre 2 grossi alberi sono caduti in Arcella. Danni anche alle colture del radicchio bianco fior di masera precoce, con perdite del 50% della produzione, evento che la CIA, una delle associazioni di categoria degli agricoltori, riconduce ai cambiamenti climatici che stanno martoriando anche il nostro territorio. Montegrotto, comune confinante con Abano Terme, ha subito danni, ma di minore entità, con alberi caduti e strade allagate. Per il sindaco, appena rieletto Riccardo Mortandello, merito dei lavori di manutenzione che negli ultimi anni sono stati messi a bilancio. È stata comunque l'occasione per fare un giro sul territorio, per vedere quei tombini ostruiti, quelle caditoie da pulire, e il ringraziamento va a tutti coloro che si sono dati da fare, principalmente la Protezione Civile e l'Ufficio Tecnico, e a chi in questi anni ci ha aiutato a fare degli importanti lavori anche nella rete idraulica secondaria, fossi e piccole canalette che ci aiutano a gestire queste bombe d'acqua che sono più frequenti.